Oggi è stato un via vai di amici, colleghi e familiari. Hanno lasciato dei lumini, hanno fissato quel ponticello in cemento dove la macchina ieri si è schiantata. Una tragedia immensa, l'ennesima per la Marca. 3 giorni, 3 vittime della strada. Ieri sera alle 21:30 si è consumato il dramma. 2 operai si stavano recando a lavoro quando ad un tratto l'auto ha deviato finendo dentro questo fossato e ribaltandosi. Ad accorrere per primi i proprietari della casa. Abbiamo sentito un forte tonfo, ha tremato la casa e siamo usciti a vedere perché si vedevano le luci nel fosso. La macchina era rovesciata e non si vedeva muovere qualcosa dentro, ma non si riusciva a aiutarli a uscire. Abbiamo chiamato subito il 118. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco e gli uomini del SUEM. I 2 operai sono stati estratti dalla macchina. Per Iulian Ciurcanu, 30 anni di nazionalità rumena, non c'è stato nulla da fare. Ferito il collega, un ragazzo indiano portato subito in ospedale a Treviso. Saranno i carabinieri ora a dover ricostruire la dinamica di questo grave incidente stradale. I ragazzi, ci spiega la signora, erano appena partiti, abitano in un paese vicino, questa strada la conoscevano bene. Una disattenzione o magari una macchina che è uscita dalla vietta lì e può aver creato un attimo di disappunto, uno storta un attimo il volante e un attimo. Purtroppo questi fossi sono terribili perché i guardrail sono pericolosi perché ti schianti, ma senza, finché vai nel verde bene o male attutisce, però quando trovi poi i muretti sono terribili. La provinciale è una strada piuttosto pericolosa, ci spiega, gli automobilisti corrono soprattutto di sera. È abbastanza pericoloso perché c'è una curva abbastanza ampia, però arrivano tutti molto velocemente perché non sono abituati che non c'è traffico e quindi arrivano tutti di corsi, camion per primi. A terra, i segni della tragedia, l'ennesima vita spezzata. Julian era sposato ed aveva una bimba, lavorava in una ditta come operaio, i suoi sogni si sono infranti contro questo ponticello.